Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con i webinar di Edicom. Ormai appuntamento fisso, come sto dicendo da diverse mattine, stiamo riprendendo il via ormai già da un paio di settimane dopo la pausa estiva. Da settimana prossima torneremo anche con un appuntamento quotidiano, giornaliero, quindi vi terremo compagnia tutti i giorni. Intanto oggi siamo arrivati a un quarto appuntamento già di un ciclo al rientro da questa pausa estiva con Brianza Plastica e con il sistema Isotech. Faccio come sempre un breve recap perché non me ne vogliono quelli che hanno seguito già tutti gli appuntamenti, ma come spesso accade ogni tanto c'è sempre qualche progettista nuovo che comincia a seguirci e a seguire i nostri appuntamenti, quindi faccio un breve recap di cosa abbiamo visto finora insieme a Brianza Plastica. Ricordo sempre che eravamo partiti addirittura a luglio con un ciclo di 4 appuntamenti dedicati al sistema tetto ventilato. Ovviamente eravamo, come dico sempre, andati un pochino a spaccare il cappello in 4 perché siamo andati a vedere un po', a snocciolare tutti quelli che sono i diversi aspetti, dal calcolo delle stratigrafie alla posa alla compatibilità con strutture di finitura. E adesso con settembre abbiamo fatto la stessa cosa sul sistema parete, quindi ci siamo concentrati sul tema della facciata ventilata, tema che sicuramente apre l'interesse a molti di voi professionisti, perché riguarda chiaramente quelli che sono anche una serie di bonus e di novità, ma non solo. Io amo parlare non tanto di aspetti legati a vantaggi economici, ma io parlo anche di bellezza, di qualità dell'abitare, di comfort, che secondo me sono tematiche, come amo sempre definire, molto forti. Questo perché per una persona che abita chiaramente in uno spazio, abita in una casa, il tema del comfort, di quando sta bene in casa, se ne accorge già subito il giorno dopo, al di là del risparmio economico. Quindi credo che sia questa un po' la leva che chiaramente su cui bisogna battere un pochino per convincere i nostri committenti ad adottare determinate tipologie di soluzioni, determinate tipologie di sistemi. Facciata ventilata, dicevo che anche qua abbiamo analizzato in 4 appuntamenti, questo è il quarto della serie. Anche qui abbiamo visto quella che è la compatibilità con le strutture, abbiamo fatto un'introduzione generale su cosa significa isolare, quali sono i vantaggi di applicare una facciata ventilata in termini di comfort, in termini ovviamente termoigrometrici. Abbiamo parlato di stratigrafie nello scorso appuntamento. Oggi con Simone Pruneri ci concentriamo invece un po' sugli aspetti di cantiere, perché diciamo convinti della bontà di questo sistema, oggi andiamo a vedere effettivamente come si applica, lo vediamo applicato in diversi casi studi, quali sono le lavorazioni di cantiere. Questo è importantissimo anche per voi professionisti, perché ovviamente quello che vedrete va ad incidere sulle vostre valutazioni di quelle che possono essere una facilità di lavorazione piuttosto che una velocità di messa in opera. Chiaramente tutti variabili che incidono su quello che è poi il riscontro economico di una soluzione di questo tipo. E lo facciamo con Simone Pruneri. Per chi si fosse perso tutti gli scorsi appuntamenti, li ritrova ovviamente sul nostro canale YouTube, troverà già oggi pomeriggio anche il video di questo appuntamento, quindi qualora volesse approfondire. E ultima cosa, vi ricordo anche gli atti che ci chiedete sempre, anzi che ci state già chiedendo sulla chat, sono disponibili a partire da 2 ore dal termine di questo webinar. Quindi quando rientrerete dalla pausa di pranzo di questo pomeriggio li troverete sulla vostra casella di posta elettronica ad aspettarvi. Vedo che stanno arrivando, buongiorno, benvenuto come sempre. Io vi ricordo che attraverso il campo chat domande, appunto quello sul quale ci state già scrivendo, potete fare tutte le vostre domande, noi diamo risposta in diretta, quindi interrogherò Simone Pruneri su tutte le vostre questioni, facciamo rispondere. E niente, detto questo, io lascerei la parola a Simone per cominciare questa presentazione, non prima però di averci raccontato, come sempre brevemente, chi è Brianza Plastica, cosa fa, cosa mette a disposizione di voi professionisti. Ciao Simone, prego. Ciao Marco, buongiorno a tutti. Allora, riprendiamo il filone legato alla facciata ventilata, parlando ovviamente dell'azienda, un'azienda italiana che dagli anni 60 produce una serie di materiali sia nel campo della vetroresina sia nel campo degli isolanti. Per quanto riguarda gli isolanti,
una delle gamme più importanti gestite da Brianza Plastica è proprio la gamma Isotec, un prodotto studiato dai tecnici Brianza Plastica nei primi anni 80, sviluppato, poi prodotto e venduto dalla stessa azienda. Quindi diciamo che l'azienda si occupa di tutta questa filiera sia tecnica come base che commerciale. Chiaramente oggi parleremo ancora della facciata ventilata e quindi di isolamento delle parti opache verticali degli edifici che andremo ad argomentare. E sicuramente in questo specchietto che potete vedere vengono indicate quali possono essere le possibilità applicative, le tecniche utilizzabili per gestire dal punto di vista dell'efficientamento energetico un tamponamento. Tralasciando le prime due casistiche partendo da sinistra verso destra, quindi la gestione dell'isolamento posto in intercapedine e l'isolamento posto all'interno dell'involucro, mi viene da pensare appunto il classico caso in cui edificio storico non si possa mettere mano giustamente alla parte esterna della facciata, queste sono un po' le soluzioni papabili. Per quanto riguarda il grosso degli interventi del patrimonio immobiliare presente, sicuramente, specialmente in termini di riqualifica e di nuova costruzione, le soluzioni più in auge sono sicuramente quelle del cappotto, quella più conosciuta, quella se vogliamo anche più economica, che ha ma degli ottimi requisiti, quindi ha delle peculiarità importanti, però magari rispetto alla facciata ventilata, termoventilata, ha qualche plus in meno che andremo ad argomentare man mano. Faccio sempre questa premessa: l'importanza in generale, a prescindere da quello che proponiamo noi come materiale, come gamma Isotec, l'importanza appunto relativa al fatto di gestire un involucro a livello di isolamento sempre possibilmente sulla parte esterna, quindi andando a posare il materiale isolante all'esterno di un involucro, proprio perché si ottengono una serie di garanzie di prestazioni legate fondamentalmente alla continuità di isolamento e all'eliminazione dei maggiori ponti termici presenti appunto nella facciata da gestire. È chiaro che è un lavoro che non sempre è possibile, come vi ho detto prima, ma nella maggior parte delle casistiche questa cosa è strafattibile, quindi tecnicamente è la base di partenza più interessante, che ci può dare più risultati. Se parliamo di isolamento facciata, dobbiamo ovviamente subito distinguere due possibilità. Una è quella ovviamente del classico, se vogliamo, della classica soluzione a cappotto, e l'altra è quella della soluzione della facciata termoventilata. Chiaramente io sintetizzo per non essere pesante, per essere abbastanza rapido anche nel comunicarvi una serie di dati, quelle che sono le caratteristiche delle due soluzioni. Da una parte abbiamo una continuità di isolamento che ovviamente garantisce una prestazione, una condizione finale post intervento dell'involucro stesso. La facciata ventilata, termoventilata, si porta ovviamente con sé lo stesso principio della continuità dell'isolamento sfruttata, utilizzata per la soluzione a cappotto, ma ha ovviamente dei plus legati alla presenza di una camera di ventilazione, no? Quindi questo effetto camino che porta via l'aria calda sostanzialmente e mi va a stemperare quella che è la percezione, no? La temperatura percepita dall'involucro, e poi la presenza di uno schermo avanzato. Quindi, come vedete nella foto, lo schermo avanzato in questo caso è questa lastra ceramica che viene posizionata a ridosso del profilo metallico correntino appunto del pannello Isotec parete. Perché è importante oggi considerare veramente la facciata termoventilata? Perché uno dei temi principali, quelli più richiesti e attuali, sono è quello legato proprio alla gestione del caldo. E quindi mentre dal punto di vista della trasmittanza termica, la U, quindi la fase se vogliamo invernale, può essere gestita benissimo anche con un cappotto e anche con la facciata termoventilata,
La differenza tra la soluzione cappotto e la facciata ventilata è proprio la presenza di questo schermo avanzato e questa ventilazione che fa sì di ottenere delle performance legate alla trasmittanza termica periodica e quindi allo sfasamento importanti, quindi c'è un bel gap, no? Come abbiamo visto nelle precedenti puntate. L'obiettivo è sempre il solito, quindi cercare di ottenere una continuità di isolamento, utilizzare una ventilazione, una camera di ventilazione e i benefici anche di uno schermo avanzato. Ricordo soltanto questa piccola analisi che avevamo portato avanti più di 12-13 anni fa, appunto, era un'analisi che prevedeva l'utilizzo di isotope parete con del fibrocemento posto in esterno come finitura e al raggiungimento appunto dei 60 gradi centigradi della superficie esterna intonacata si andava a leggere quella che poteva essere la temperatura misurata sull'esterno sulla parte esterna dell'isolante e quindi all'interno della camera di ventilazione e c'è un abbattimento di 30 gradi. Questo è un po', se vogliamo, la sintesi del plus che è legato all'utilizzo di una facciata termoventilata rispetto al cappotto. Ovviamente questo prodotto Isotec è un prodotto studiato per rispondere a una serie di requisiti, di richieste, di temi tecnici. La scelta dell'anima in poliuretano espanso a celle chiuse, che sostanzialmente è caratterizzato da questa conducibilità termica lambda D pari a 0,022, quindi con uno spessore più contenuto raggiunge le prestazioni che altri materiali isolanti possono raggiungere soltanto aumentando i centimetri, no? In fase di applicazione, in fase progettuale. E sicuramente l'impacchettamento di questo poliuretano attraverso l'utilizzo di una lamina d'alluminio sostanzialmente conferisce, diciamo, a questo pacchetto il ruolo di essere uno schermo protettivo nei confronti delle infiltrazioni e delle condense, essendo l'alluminio una barriera a vapore naturale. E questo profilo metallico come punto 3 che rappresenta la struttura che sarà poi diciamo il punto di riferimento per poter ancorare tutte le finiture utilizzabili in esterno che andrete a scegliere. Chiaramente nel momento in cui si posiziona la finitura, che potrebbe essere un HPL, un fibrocemento, un gresso, un legno, quello che volete voi, noi andiamo a stabilire quello che è un pacchetto completo termoventilato e quindi abbiamo uno schermo avanzato e una ventilazione. Partiamo dalla storia della facciata ventilata. Il know-how che tutti conosciamo viene indicato bene in questo Explosions, quindi partiamo da un tamponamento, qualsiasi esso sia, non è importante adesso che sia Porton, X-Lam, cemento, blocchi pieni, non è importante, tecnicamente abbiamo un tamponamento. C'è una parte di uno strato isolante, sicuramente una delle staffe, una prima e una seconda orditura e infine si sceglie il tipo di materiale, no? da utilizzare come rivestimento. Sostanzialmente, ecco, vi do un esempio pratico di questa tipologia. Questo è lo step, siamo agli step iniziali, quindi al posizionamento delle staffe e al posizionamento dell'isolante. Chiaramente è un lavoro, secondo me, eseguito molto bene, che si porta dietro chiaramente una serie di accorgimenti e una precisione di posa non indifferente. La nostra proposta, diciamo, partendo sempre da quella che è la storicità della facciata ventilata, è legata all'utilizzo di un sistema, come vedete un pannello preaccoppiato già in stabilimento, definito insieme al progettista per via come dimensioni, quindi spessori e dimensioni, che sia già studiato appunto per andare in abbinamento a quella che sarà la finitura prevista in fase di progetto. E quindi vedete che i passaggi già sono contenuti, perché ovviamente un pannello preaccoppiato che con questa conformazione si esclude una serie di passaggi in cantiere. Questa è la situazione che vi troverete ad affrontare nel caso di utilizzo di un materiale del genere. Come vedete
c'è già una situazione diversa. Questa è una riqualifica di un capannone prefabbricato, è un po' come montare un Lego. Il pannello è già stato stabilito e bisogna solo ancorarlo meccanicamente, in questo caso con dei tasselli ad espansione. Quindi la Quindi si differenza limitano anche le possibilità di errore, immagino, rispetto a un sistema tradizionale. chiaramente Marco, perché non si vuole togliere agli applicatori la totale autonomia, diciamo, nel lavorare, tutt'altro, cioè si cerca di agevolarli con un sistema che è stato studiato a monte, se vogliamo, e di conseguenza agevolarli, appunto, come dicevi te prima, nella fase di posa, che è fondamentale per i costi dell'intervento. E quindi noi sappiamo cosa vuol dire avere problematiche, no? da risolvere man mano sul cantiere quando non si hanno le idee chiare, o comunque non c'è una base di partenza. Qui diciamo che si dà una base di partenza insieme al progettista e l'applicatore deve seguire normalmente quello che viene stabilito. Diciamo che la differenza, come vedete, tra le due soluzioni è proprio nella quantità di passaggi, no? Legata al fatto che chiaramente la soluzione tradizionale, che è comunque valida, si porta dietro una serie di passaggi in più e più materiali. C'è una scelta, diciamo che è più customizzabile, perché ognuno può scegliere quello che vuole, un profilo che vuole, un materiale isolante che vuole. Noi come Isotec abbiamo voluto scegliere per noi quella che è la condizione ottimale, quindi in termini di materia isolante piuttosto che profilo, piuttosto che appunto il rivestimento in alluminio, che non è una cosa da sottovalutare, perché il nostro sistema nasce per proteggere l'involucro sia dal freddo che dal caldo, ma anche dalle infiltrazioni accidentali e dalle condense, quindi è una totale protezione dell'involucro. Spesso la facciata ventilata veniva vista storicamente come elemento, una struttura riportata su un tamponamento, su un edificio, e questa struttura doveva poi farsi carico di sostenere una bella finitura. Non c'era nemmeno l'isolamento nei primi casi di facciate ventilate. Ecco, questa cosa invece è stata rivista negli anni, e l'importanza oggi dell'isolamento non devo sicuramente argomentarla io, è una cosa abbastanza ovvia, e quindi viene da sé, insomma, questo sviluppo di questa soluzione. Una domanda da parte di un professionista, visto che siamo ancora un pochino sulle caratteristiche del pannello, te la faccio ora. Ci chiede se il pannello isolante con strato di alluminio se non limita la traspirabilità del tamponamento. Allora, la traspirabilità del tamponamento è un tema che abbiamo trattato anche le altre volte, ma non c'è nessun problema, lo trattiamo ancora. Se parliamo di un involucro e se parliamo di un tamponamento, e di un tamponamento rivestito da qualsiasi materiale isolante, diciamo il pacchetto finito, la stratigrafia finita, non esiste un pacchetto che si possa definire traspirante. Studi, analisi di parecchi anni, portate avanti da più realtà, quindi non solo da noi, anche da università e quant'altro, danno una traccia. La traccia è quella che sostanzialmente, nella migliore delle ipotesi, il 98% del vapore acqueo generato all'interno di un involucro rimane all'interno dell'involucro, non può migrare attraverso un tamponamento. Questo vuol dire che il tema della traspirabilità non può essere pensato e gestito attraverso uno studio di una stratigrafia. Tecnicamente è impossibile. Allora capiamo perché c'è questa crescita esponenziale del mercato della ventilazione meccanica controllata. Nasce e cresce tuttora perché ci troviamo di fronte a degli edifici riqualificati o studiati ex novo attraverso dei materiali molto performanti in termini di materiali isolanti, ma anche in termini di serramenti e monoblocchi, quindi sono assolutamente a tenuta. Questa cosa vuol dire, sta a significare che il problema non è legato alle condense che dall'esterno vogliono entrare nell'edificio, ma alle condense che vengono generate all'interno dell'abitazione. E ragione per cui, appunto, essendo a tenuta il tutto, viene consigliata spesso e volentieri comunque su determinati
gradi di isolamento e quant'altro, l'utilizzo della VMC, che sostanzialmente rigenera un po' quella che è l'aria all'interno dell'involucro. Questo è un po' il tema, quindi se si parla di traspirabilità, ahimè, io non è che non credo, ma è una cosa proprio che ha delle basi scientifiche e tecniche, non esiste un pacchetto completo che si possa definire traspirante. Certo, quindi immagino che anche questo sistema qua, visto che hai accennato questo aspetto, probabilmente magari lo accennerà anche dopo, non lo so, è compatibile, immagino, con un sistema di ventilazione meccanica, cioè il fatto di dover fare chiaramente un foro nell'involucro per garantire il ricambio d'aria, cioè garantire il funzionamento Sì, ovviamente della macchina di diciamo da VMC. che, esatto Marco, oggi chi vuole ottenere prestazioni molto importanti non si ferma al solo isolamento della facciata e del tetto, anche se già ottiene moltissimo. C'è un tema legato ai fori finestra, diciamo, quindi anche a come viene gestita la connessione tra il serramento e la parte opaca dell'involucro, con i monoblocchi ad esempio, mi viene da dire. Tutti questi sistemi concatenati danno, mi ripeto, la possibilità di rendere assolutamente a tenuta questo involucro. A quel punto è evidente che devo, oltre ad aprire le finestre quando possibile, perché non bisogna per forza chiudersi in casa, utilizzare la VMC. La VMC viene comoda soprattutto quando magari non sono presente in casa, no? O quando voglio temporizzare determinate locali, no? Per vari motivi. Io non lo so, posso avere una cucina, posso avere un bagno dove, non so, una famiglia numerosa può fare la doccia n volte, piuttosto che un locale dove stendo i panni d'inverno. Sono tante le tematiche. Diciamo che la Certo, VMC mi aiuta molto da questo punto di vista. Ecco. certo, perfetto. Parlavamo di un cappotto termoisolante, appunto questo lo si può anche definire così, proprio perché ha le caratteristiche basilari del cappotto, ma poi va oltre attraverso questa termoventilazione quelle che sono le logiche del cappotto. Come vedete io ho voluto semplicemente, cerco di dare sempre delle immagini, fornire delle immagini di cantiere associate magari anche a uno schizzo, a qualcosa, a un dettaglio tecnico per far capire più o meno di che cosa stiamo parlando e qual è la difficoltà anche dell'intervento, perché è molto importante questo aspetto. Come vedete la progettazione è abbastanza banale, se vogliamo. Noi abbiamo anche dei video su YouTube fruibili tranquillamente, dove si fanno vedere dei passaggi di posa, giusto per non lasciare nulla al caso, ma chiaramente volta per volta abbiamo un ufficio tecnico interno che fornisce caso su caso ogni singola indicazione, anche per la fase di posa. La cosa fondamentale, la chiave fondamentale per questo genere di prodotti, quindi non mi limito soltanto al mio, ma in generale, è la possibilità di rendere un materiale compatibile con tutte le strutture che il mercato oggi propone, che il panorama del patrimonio edilizio, no? ci sottopone. E quindi noi nell'arco di questi anni abbiamo sviluppato, abbiamo cantieri su ogni tipologia strutturale, dalle strutture discontinue a secco fino all'Ixlam, per poi arrivare alle riqualifiche, dove spesso abbiamo pareti in blocchi, piuttosto che in CA. Il secondo grado di compatibilità ovviamente è la possibilità di giocare, come dicevi te, di non rinunciare al lato architettonico. Ecco, noi non siamo un vincolo, non rappresentiamo un limite per chi vuole scegliere una finitura esterna piuttosto che un'altra. Noi ci adattiamo volta per volta a quelle che sono le proposte o i progetti definiti dal progettista in termini architettonici. E questo è un tema fondamentale, perché chiaramente quando si parla di edilizia si parla di efficientamento energetico, di salubrità, di comfort abitativo, ma anche di bellezza. E quindi noi non potevamo diventare un ostacolo per questo ultimo passaggio, che comunque è fondamentale. Faccio vedere una serie di cantieri che abbiamo gestito. Queste sono foto più da marketing, evidentemente sono fatte un po' anche per scherzarci un po' su. Abbiamo partecipato ovviamente fornendo il materiale a un progetto abbastanza ambizioso, era
di una clubhouse, di una società sportiva, Rugby di Sondrio. Qui abbiamo chiesto ai ragazzi una mattina di fare finta di montare loro i pannelli, quasi per dire chiunque può, no, può usare l'Isotech. In realtà è veramente un prodotto molto semplice. La cosa interessante è che questo cantiere presentava già una partenza un po' particolare. La prima, diciamo, la prima fascia strutturale del piano terra era costituito da una struttura e un tamponamento prefabbricata in cemento. La parte in elevazione è stata studiata con dell'Ixlam, quindi già ripesco quel tema, no, della compatibilità su materiali, strutture diverse. Come vedete abbiamo montato il materiale in due modi, in orizzontale e in verticale, poi vedremo perché. È un materiale gestibilissimo in cantiere, no? Anche a livello di movimentazione, che è fondamentale per un applicatore, proprio perché il pannello, che in questo caso era un 16 cm, quindi molto importante come valore di trasmittanza termica, è stato posato a secco, ovviamente con delle tasselli espansioni per la parte in cemento e con dei tirafonti da legno per la parte in Ixlam. Un pannello, come vi stavo dicendo prima, pesa mediamente dai 5 ai 7 kg cada uno, quindi immaginatevi la facilità, no, dell'operatore nel movimentare, nel posare, nell'ancorare questo pannello alla struttura. Ovviamente è stato utilizzato in più circostanze, vedete in questo caso c'è anche l'utilizzo di Isotech come per isolare, diciamo, una soletta in CA che poi andrà verso gli spogliatoi e quant'altro. Nell'immagine a destra vedete ancora questa differenza di posa Isotech, una parte in orizzontale e una parte in verticale. Perché? Perché questo materiale è stato, era destinato a diventare, se vogliamo, anche il supporto per le finiture previste a progetto. Le finiture previste a progetto erano delle doghe in larice a correre, in orizzontale, e quindi l'Isotech è stato posto in verticale, come abbiamo visto prima, mentre per la fascia scura inferiore sono state utilizzate degli elementi in alluminio che richiedevano appunto un'orditura orizzontale dei profili. Sembrano ovvietà, però questi aspetti studiati a monte e verificati ovviamente col progettista in questione, coinvolgendo anche l'applicatore in una fase preliminare, fanno sì di snellire molto quello che è il processo di cantieristica, di posa, che veramente non è condizionato. Io non ho mai ho seguito parecchi di questi cantieri, non ho mai trovato una resistenza da parte degli applicatori nel momento in cui appunto vengono accompagnati, no? nella fase anche preliminare, decisionale. Quindi capiscono che materiali hanno, il perché vengono utilizzati in determinato modo, di conseguenza arrivano preparati anche alla fase applicativa. Alcune foto finali, diceva l'inaugurazione, quindi hanno messo tutti i loro giocatori, le giovanili e quant'altro, però ecco, il principio era quello di ottenere secondo il progettista, una facciata che poi richiamasse un po' i colori della zona, è una zona montana, quindi dove c'è molto legno, dove c'è molta pietra, quindi questi colori, questo antracite voleva, secondo il progettista, essere un richiamo un po' ai colori locali, ecco, mettiamola così. È un bel risultato, secondo noi, è un ottimo risultato, tra l'altro definito, portato avanti a compimento veramente in poco tempo, e lavorando in una situazione particolare, perché la posa è stata fatta, come avete visto un po' dalle immagini, a cavallo dell'inverno, quindi con temperature molto rigide, appunto potendo lavorare a secco non abbiamo avuto problemi, intoppi, no? Di nessun genere. Si parla sempre di ancoraggi meccanici e di materiali prefiniti, perché il legno e questo materiale, questa scandola in alluminio era sostanzialmente da non lavorare, era solo da applicare, da fissare meccanicamente a supporto del correntino. Mi sono perso questo pezzo forse, ma tra i due rivestimenti è comunque garantita dietro la continuità dell'intercapedine, giusto? Assolutamente sì. Il moto convettivo, l'effetto camino è garantito, è stata prevista una griglia alla base, diciamo a quota 0 marciapiede, no? Che non si vede perché è scomparsa, e in sommità era stato previsto appunto uno sfiato. Ripeto,
non c'è stata appunto l'interruzione tra un elemento e l'altro della camera di ventilazione, anche perché non avrebbe senso, ecco, anche tecnicamente, quindi è cambiata l'orditura, il senso di posa dell'Isotec, ma essendo asolato il profilo Isotec lascia comunque passare, anche quando è posto in orizzontale, l'effetto camino, il moto convettivo. Non ostruisce, ecco, questo principio, questo fenomeno. Un altro esempio, io oggi argomento un po' così il materiale attraverso delle esperienze reali. Una residenza privata, una villa da riqualificare, ecco, nella zona di Roma, tra l'altro vicino a Ostia, mi ricordo. Ecco, questo era il principio. Il principio era quello, si è partiti sempre dalla finitura, cioè non c'erano soluzioni se non l'intonaco come estetica, no? come soluzione per ridefinire quella che era una nuova facciata. Di conseguenza abbiamo utilizzato, ovviamente d'accordo col progettista, Isotec su tutta la superficie, no? E mi ricollego un po' al principio iniziale di gestire tutto possibilmente dall'esterno. Qui fortunatamente siamo riusciti a utilizzare Isotec sia a tetto che a facciata, ma diciamo che in facciata appunto abbiamo posizionato il materiale, come vedete nell'immagine a destra, proprio a contatto con la muratura esistente. La scelta appunto dell'intonaco fa sì che l'utilizzo del materiale di rivestimento sia l'asta nel fibrocemento grezzo, no? Che poi viene rasata con un ciclo solito, insomma, che viene utilizzato anche per i cappotti. Chiaramente questo più un lavoro, se vogliamo, da cartongessista quasi, dico io, perché veramente gli utensili utilizzati sono banali, segaccia a mano, un abitatore, un trapano, un cutter, insomma tutte cose molto semplici. L'obiettivo finale ovviamente è stato quello di ristabilire dare una pulizia di disegno chiaramente alla facciata, che doveva rimanere di tipo tradizionale. Chiaramente uno, guardando il risultato finale, non può pensare che questo tamponamento porti con sé tutto quel know-how legato alla facciata termoventilata. Pensa a un intonaco nuovo o al limite a un cappotto. In realtà è molto di più in questo caso. Quindi per dire che tecnicamente e a livello architettonico non ci sono proprio vincoli, cioè uno può decidere se tenuto obbligato a mantenere un pacchetto definito con rasatura di intonaco, può comunque scegliere per un pacchetto performante dal punto di vista delle prestazioni invernali ed estive. Tenete conto che queste sono zone anche particolarmente umide. È molto importante il principio che dicevamo prima di scegliere un pacchetto che mi aiuta nella gestione della protezione delle condense e delle infiltrazioni accidentali. Andiamo su un altro taglio, perché ovviamente questo prodotto nasce per essere spendibile un po' ovunque, quindi i tagli che vi sottopongo sono tagli ovviamente esistenti, dove è stato utilizzato il materiale, ma è per far capire quanto si può spaziare, no? In termini di progettazione o di previsione dell'utilizzo di questo materiale. Questo è un complesso residenziale di nuova diciamo, realizzazione a Mirano, vicino provincia di Venezia, vicino a Venezia. L'utilizzo di due sostanzialmente tecnologie che sono la facciata termoventilata e il cappotto, quella a testa di moro in alcuni punti dell'edificio, è legata fondamentalmente più a un discorso estetico che a un discorso termoigrometrico energetico. Come vedete abbiamo lavorato insieme al progettista sulla definizione anche di una serie di accorgimenti. Uno dei temi più forti, più caldi, sempre è quello della gestione del foro finestra. La gestione del foro finestra non è cosa complicata, è però un argomento che porta con sé parecchie variabili. Quindi in questo caso, come vedete, si è deciso, io indico velocemente con una freccia rossa il punto che fa riferimento allo schizzo a lato.
come è stato gestito il nodo legato. Se vuoi vediamo la freccettina del mouse, Simone, se vuoi indicare qualcosa con il mouse, vediamo la freccettina freccia rossa sulla slide. Indica, evidenzia quello che è il disegno, no? la sezione, il dettaglio sulla destra. Sostanzialmente, come vedete, è tutto studiato in virtù appunto di una continuità di isolamento, di un ancoraggio meccanico che deve poi appunto ancorare il profilo che sarà poi la struttura riportata che sosterrà a sua volta la finitura, che è questa ceramica. Cambiando dettaglio, sempre sul foro finestra, sono sulla spalletta, come vedete, questo è il dettaglio visto dall'alto. Come vedete c'è viene interposto in questo caso un isolante, no? Quanto serve per ridurre il ponte termico proprio in prossimità della spalletta. Poi c'è il serramento e si va verso l'interno dell'involucro. Tutti questi accorgimenti vengono pensati e studiati prima, proprio per avere la certezza che vengano fatti ed eseguiti in cantiere dei lavori, comunque dei passaggi in maniera corretta e soprattutto senza perdere tempo, senza dare spazio a interpretazioni, mettiamola così. È molto importante questo tema. Chiaramente questo è un caso. Abbiamo fatto molti casi dove la gestione del foro finestra è stata portata avanti con un monoblocco prefabbricato, quindi ancora più semplice. A quel punto noi andiamo in battuta con il nostro materiale e questo monoblocco, che è una cornice isolata, chiude il cerchio. Diciamo che quello che è importante quando si lavora su questi tagli è anche mantenere uno standard qualitativo molto elevato. Io faccio vedere delle foto che non sono mai casuali, come ad esempio la pulizia di disegno, no? Relativa allo spigolo dell'edificio. Dovete sempre magari guardare con un occhio critico i lavori che vengono fatti anche dai vostri colleghi. Questa pulizia di disegno e questa precisione non è cosa da poco, no? Per chi fa questo tipo di lavoro. E un'altra foto molto interessante secondo me è questa, cioè vedere una pulizia, una planarità per quanto riguarda la posa dell'elemento ceramico, che è evidente anche perché con questo tipo di luce dovessero esserci delle problematiche, no? Di magari imprecisioni, salti di quota o comunque delle piccole discrepanze tra una lastra e l'altra, si noterebbe un piccolo cono d'ombra che evidenzierebbe questo aspetto. È molto importante, ci sono dei piccoli accorgimenti che vengono portati avanti in cantiere, ma sono veramente semplici e soprattutto si lavora su un materiale che viene ampiamente speso a livello tecnico prima del cantiere. Aggiungo che noi, e non è una cosa da poco, attraverso i nostri tecnici diamo assistenza in cantiere in più momenti della fase di applicazione. Quindi c'è sempre questa possibilità e noi siamo contenti di farlo, di appoggiarsi, se vogliamo, anche all'esperienza dei nostri tecnici. Il risultato finale... Prego. Sì, finisci, poi ti interrompo un attimo con qualche domanda. Finisci pure con quello che stavi dicendo. Il risultato finale lo vedete, ecco, al di là delle credenze o comunque dei gusti, ritengo sia un ottimo risultato dal punto di vista anche della qualità applicativa, ecco, solo questo. Allora, eccoci qua, scusami, ti ho interrotto adesso perché sono arrivate 3 domande, di cui una chiaramente fa riferimento a questo aspetto che stavi dicendo del supporto in cantiere. Ci chiedono se qualunque impresa può posare Isotech più rivestimento o se consigliate imprese specializzate o se magari entrambe le cose. Allora, è un tema che noi abbiamo affrontato più che altro qualche anno fa, agli inizi, quando c'era meno anche, avevamo un ventaglio di applicatori inferiore rispetto ad oggi, no? Un numero diverso di applicatori. Io dico una cosa, non sono contrario agli specialisti, perché ovviamente sicuramente hanno esperienza anche su
altre tipologie in questo caso facciate ventilate, ma quello che è certo è che uno dei plus di questo materiale è che sostanzialmente accorpando una serie di passaggi, perché vengono eliminati dal fatto che si presenta in cantiere un pannello che già si porta con sé una serie di passaggi, appunto, fa sì che venga un po' meno la necessità assoluta di avere un applicatore specialista. Allora, io mi limito a rispondere così. In molti casi abbiamo lavorato con le stesse imprese che stavano lavorando sul cantiere, quindi l'impresa generale, che una volta ottenute da noi una serie di indicazioni in loco, perché ripeto, noi facciamo anche assistenza, facciamo dei mock-up, delle prove, facciamo vedere come si utilizza il materiale, visti i passaggi e conoscendo i propri dipendenti o quantomeno quei 3-4 ragazzi più portati a questo genere di materiale, si sono trovati a volerlo gestire direttamente, ovviamente sempre con un supporto progettuale e anche nostro, da parte nostra. Devo dire con ottimi risultati, forse anche perché più timorosi, no? Non essendo loro degli specialisti, hanno gestito in maniera anche meticolosa questo tipo di stratigrafia loro quasi sconosciuta. Quindi io dico, partiamo sempre però, l'input la difficoltà non è tanto, se vogliamo, l'utilizzo di Isotech. Isotech viene stabilito in fase progettuale, una volta che arriva in cantiere io posso tassellarlo al muro, tagliarlo dove è necessario con un segaccio a mano e tagliare con un flessibile velocemente in 1 secondo e mezzo, 2 il correntino, ma non ho delle operazioni incredibili da fare. Quello che invece è più importante, ed è lì che si fa la differenza, è che chi esegue una facciata ventilata sappia lavorare bene il materiale esterno di finitura. E questo è fondamentale, evidentemente, ma non lo dico io, è un dato di fatto. Quindi, casomai, se proprio uno dovesse essere intenzionato a dare il lavoro a una persona che, tra virgolette, non è uno specialista di facciate ventilate, quantomeno che sia molto bravo a gestire il tipo di materiale pensato per il rivestimento esterno. Okay? Sì, allora, altre due domande. Allora, una fa un parziale riferimento a questo aspetto, però si lega sempre al tema del foro finestra e ci chiedono, nelle immagini presentate non si vedono mai situazioni in cui il pannello di rivestimento esterno non coincide con la soglia o il davanzale. Se ci fosse bisogno di tagliare o sagomare il pannello esterno, bisogna prevedere qualcosa per evitare infiltrazioni, quindi oltre alla manualità sul taglio, c'è qualcosa che deve essere messo nella stratigrafia per evitare infiltrazioni in questo caso? No, lo ripeto, ogni qualvolta si decide di mettere mano con dell'isolante a una facciata, evidentemente il davanzale va ristudiato, perché è un layer nuovo in più che non può andare a braccetto col vecchio davanzale, giusto? Quindi quello che si Certo. gestisce è un nuovo foro finestra da quel punto di vista, quindi in questo caso era semplicemente un davanzale di fascia bassa che andava sbordava quanto bastava, quei 2-3 centimetri con un rompigoccia, non c'era nessun altro meccanismo o diciamo escamotage di nessuna natura. Sui voltini e sulle spallette si è rasato a intonaco l'isolante che si era appunto utilizzato per attenuare il ponte termico, come dicevamo prima. Non ci sono stati accorgimenti di nessun altro genere. È chiaro che, lo ripeto, ogni progetto architettonico porta con sé delle variabili. Faccio un esempio che poi magari vedremo più avanti. L'imbotte in alluminio, ad esempio, che qua non c'è. Io potevo fare una cornice in alluminio sui 4 lati, no? Che uniformasse, se vogliamo, la bucatura, da caratterizzarsi un attimino meglio. E lì è un altro dettaglio ancora. Diciamo, attraverso quell'imbotte io gestisco appunto queste situazioni. Ma no, ecco, quello che ci interessa capire è dal punto di vista architettonico da dove si vuole partire. Da lì i dettagli sono già fatti, sono già studiati, sono già stati proposti, realizzati. Sono tante le possibilità, perciò per quello che noi diciamo fateci vedere che cosa volete progettare, noi vi mandiamo quello
che abbiamo fatto e quello che abbiamo visto far fare anche ad altri magari, ma in termini di fotografie e di disegni, no? Per essere chiari e intuitivi. Certo, ti lascio proseguire un Ok, pochino e poi ti fermo magari ancora. continuo, cambio continuamente tipologia di applicazione, ma anche di edificio. Stiamo parlando in questo caso di una riqualifica di un capannone prefabbricato esistente. Ovviamente i fattori sono sempre due: contenere i costi legati al riscaldamento in particolar modo, e migliorare la qualità estetica di questo capannone, classico capannone con addirittura i pannelli inseriti nella forcella del pilastro, quindi proprio la base della base a livello anche estetica. Come vedete, ecco, magari c'è un po' di confusione, è un cantiere, il materiale non genera se vogliamo, quella sporcizia o quel disordine che magari in altri casi, quando dobbiamo assemblare più materiali, per ovvi motivi ci troviamo ad affrontare. Essendo un preaccoppiato, uno dei plus legati a questo sistema è anche il fatto che appunto si genera poca materiale di sfrido, ed è tempo anche quello, perché ci vuole tempo per gestire meglio il materiale di risulta, per smaltirlo e via dicendo. Qui la scelta è stata, per quanto riguarda la finitura esterna, di utilizzare un materiale, una lastra in fibrocemento con il colore già in pasta, quindi prefinito, era soltanto da vincolare, diciamo, con un rivetto al profilo Isotec. Come vedete, gli operatori hanno cominciato testando, diciamo, le prime lastre, distanziandole a dovere con delle croci e quant'altro. Il lavoro è piuttosto semplice. Anche qui chiaramente lastre che hanno subito delle lavorazioni in un centro di taglio proprio in virtù dell'abaco previsto dal progettista. Nell'immagine a sinistra vedete la stratigrafia del pannello di tamponamento prefabbricato. Vedete la crosta di cemento, l'isolante previsto, no? All'epoca è ancora la crosta verso l'interno. Il giallo è il poliuretano dell'Isotec. Qui vedete i correntini, no? E poi vedete come sono stati ancorati, rivettati, sembra delle borchie, no? Queste lastre a correre. Io non mi ricordo, penso sia un 60-50 cm per 2,50 m, 3 metri, poi in base ai vari punti dell'edificio è stato rifilato o meno. Una vista frontale per farvi capire la pulizia, no, di disegno, che è importante anche per un capannone prefabbricato. Comunque c'erano anche degli uffici, quindi il proprietario ha voluto, insomma, cambiare anche pelle, faccia alla propria proprietà. Addirittura c'era una parte frontale verso la strada dove appunto era presente situata la palazzina uffici. Lì si è deciso di utilizzare delle lastre dello stesso genere ma con un colore più forte, no? Verso l'antracite. Come vedete hanno giocato un po' anche con degli elementi, se vogliamo, di sfrido, giocando sulle pezzature. Quello che dicevo prima, e lo vedete in questa immagine a sinistra, è uno dei più utilizzati sistemi per la gestione del foro finestra, è appunto la toneria, no? Sagomata, quindi fare gestire il foro finestra con un imbotte, in questo caso è un alluminio proverniciato, per avere un disegno molto pulito, molto se vogliamo basico ma non scontato, ecco. Tono su tono, queste sono scelte architettoniche, noi non abbiamo fatto nulla. Quello che ci interessa dire è che noi ci siamo adattati a questo genere di materiale, quindi materiale anche questo posato assolutamente a secco. Dalle immagini che avete visto prima vedevate gli applicatori con il berrettino e tutto, era molto freddo, era gennaio, quindi ripeto, lavorando a secco si può lavorare anche in condizioni, se vogliamo, non dico estreme, ma insomma molto, molto precarie dal punto di vista dell'applicazione. Non posso utilizzare colle, non posso utilizzare asature, quindi in questi casi recupero magari delle settimane, dei mesi persi sui miei tempi, no? di lavorazione. Un altro taglio nelle scorse, nelle precedenti puntate, diciamo così, nei precedenti webinar, avevamo parlato della possibilità di intervenire su superfici ammalorate.
Questa è una casistica che avevo già fatto intravedere, è un centro sportivo, è il centro del quartiere generale, se vogliamo, dell'Ascoli Calcio. Siamo andati a intervenire direttamente sul supporto, anche ammalorato in certi casi esistente, per andare a appunto ultimare il pacchetto con una lastra, scusate, che ho avuto, eccolo qua, con una lastra in HPL, scelta assolutamente architettonica, quindi qui il progettista ha deciso di utilizzare questo materiale, voleva richiamare i colori societari, il bianco e nero, è stato tutto il pacchetto, quindi sia l'isotope che l'HPL è stato posato senza l'utilizzo di come si chiama, ponteggi, proprio per l'altezza contenuta, no? Dell'edificio, e il risultato finale è assolutamente gradevole rispetto anche se consideriamo al punto di partenza. Cosa è fondamentale? I materiali esistono già da 30 anni, tutti questi materiali che spesso vengono quasi additati come innovativi esistono da veramente dei decenni. Basta solo avere un minimo di idea su quelle che sono le logiche di lavorazione e applicativi di questi materiali. Noi l'abbiamo dovuto fare ovviamente per poter proporre questo sistema Isotope Parete come un materiale eclettico, quindi compatibile con tutto. Vi garantisco che sono semplici regole che comunque noi volta per volta mettiamo a disposizione dei progettisti e degli applicatori. Sicuramente si è andati oltre. Ti fermo un attimino perché era interessante una foto, se si può tornare ancora un attimino indietro, mi riallaccio a una domanda che era già arrivata qualche minuto fa, ancora indietro di un paio, proprio all'inizio di questo caso studio, se non sbaglio. Eccola qua, eccola qua. Si vede da questa foto qua che c'è una discreta altezza, diciamo, in cui è posizionato il primo corso del pannello Isotech. Un professionista ci ha chiesto come viene gestita la partenza, perché evidentemente è fondamentale anche quell'aspetto. Immagino non possa andare in battuta per il fatto di avere la No, ventilazione. esatto. Ho fatto apposta quella foto tutta a destra sul lavoro finito per questo motivo. È un progettista molto attento, quindi faccio i complimenti. Allora, vedete che c'è sull'immagine tutta a destra, dove c'è la bandierina del calcio d'angolo, trovate il manto nuovo, il campo in erba sintetica è nuovo, giusto? Certo. Nell'immagine centrale trovate invece il vecchio manto. Cosa è successo? Siccome noi dovevamo lavorare prima, avevamo pochissimo tempo, anche lì è stata una corsa contro il tempo, prima che posizionassero il nuovo manto e per non rovinarlo sostanzialmente, allora abbiamo dovuto lasciare indietro la prima fascia, fare tutto il resto della facciata, quindi dal primo allineamento fino alla sommità, per poi sostanzialmente finire il tutto e in ultima battuta sarebbero arrivati loro con il campo, cioè con il nuovo manto. A quel punto abbiamo inserito in ultima battuta il pannello di prima fascia, mantenendo il correntino sempre quei 5-6 cm rispetto alla quota zero, proprio perché la griglia di partenza deve avere possibilità di respirare, no? E quindi ci deve essere un minimo di 4-5 cm per far sì che ci sia il pescaggio, no, dell'aria e che ci sia un principio del moto convettivo. Questo è il motivo Forse per si cui... vedeva anche bene, Simone, nella foto del caso studio precedente, quando si vedeva la palazzina uffici, Sì, ecco, questo è da il qua caso. si evinceva In basso, abbastanza bene il basso, il stacco, esatto. sì, 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 sì. Poi E chiaramente... parimenti, sì, e poi ti chiedo, parimenti in alto come viene gestito? Esatto. Sono sempre delle griglie a scomparsa per lo più. Tante volte avete visto delle griglie a vista, però esteticamente piacciono di meno adesso, è una moda, non c'è un principio tecnico. Quello che è importante è che il moto convettivo abbia un principio e una fine. Che poi sia a vista scomparsa, a noi come tecnici interessa poco. A chi invece si occupa della parte estetica, mi rendo conto che sia un dato fondamentale. Però sì, deve avere sempre un principio e una fine, un po' come sui tetti, quindi in prossimità del canale di gronda ho la mia griglia o il
parapassero, il pettine, quelle cose lì, e poi ho un colmo ventilato, ok? Certo, perfetto. Ti lascio proseguire, poi magari ti Lo vedete anche interrompo più sullo avanti. schermo, in queste immagini dove sono adesso col puntatore del mouse. Vedete che c'è il giallo del manto e c'è un po' un Certo. distacco tra la... Ecco, è la stessa cosa, lì c'è questa griglia scomparsa, è come uno scuretto, no? Vai a vederlo da lontano. Comunque tutti questi dettagli, ovviamente oggi non ne ho fatti vedere perché diventava troppo lungo, ma io ci tengo, sono già stati studiati, già realizzati e noi volta per volta, in base alle necessità, siamo più che contenti di fornire ai progettisti questi appunto dettagli, questi tecnicismi, escamotage. Questa è una scuola in provincia di Taranto da riqualificare, come vedete nell'immagine a destra. Si parte con l'utilizzo, si pensa già a un utilizzo dell'isola per rete posto in verticale, perché vedete che il profilo presenta le sue asolature, quindi è l'Isotech che è posto in verticale. Qui c'è già una foto con gli impaccati e vedete, ecco, come sia possibile, vedete la distanza che c'è tra il ponteggio e la facciata. È molto importante pensare che i nostri pannelli sono stati calibrati su una lunghezza, per la facciata ventilata, quindi Isotech parete, su una lunghezza di 2,5 m, proprio perché vogliamo agevolare il più possibile la movimentazione nella fase di posa, sapendo che il più delle volte è presente un ponteggio. Okay? E, come vedete in questa foto, un po' sfocata, ma purtroppo quando si è in cantiere spesso non si hanno grandi mezzi per poter fare delle foto da rivista, vedete l'utilizzo appunto dell'ISO e parete posto in verticale e questa partenza, no? Con queste tabelle in conglomerato cementizio. Il risultato finale. Il risultato finale per me è eccellente, con un materiale comunque, se vogliamo, non tra i più ricchi dal punto di vista proprio del estetico, se vogliamo, ma anche di costo, no? Quindi dispendiosi. È un materiale però che in questo caso è stato utilizzato con veramente maestria. Io ho voluto farvi vedere anche la gestione, no? Di questo materiale in prossimità di una bucatura e dello spigolo dell'edificio. Sono sempre punti sui quali io mi soffermo molto, perché sono quei dettagli che fanno veramente la differenza anche nell'arco della vita di questa facciata. Questi materiali a dovere, seguendo le indicazioni che anche noi forniamo volta per volta, rimarranno nella posizione come da cantiere appena ultimato, non si muoveranno. Spesso invece mi capita di vedere delle facciate ventilate con dei materiali che si muovono, magari vanno a contatto, magari mi ritrovo una distanza tra un elemento e l'altro dove ci passa anche una mano, e questo è perché non sono state utilizzate seguite le regole applicative che ogni produttore di materiale, ogni produttore di sistemi di facciata ventilata fornisce. È molto importante la fase di assistenza in cantiere per questo motivo. Qui è stato usato, Simone, ormai Sì. ho imparato un po' di tecnicismi. Vedevo che, nonostante hai parlato di conglomerato ceramico, di conglomerato, scusa, cementizio, Cementizio. è stato usato un sistema di aggancio a scomparsa con il taglio kerf, giusto? Come si fa Sì, con in la realtà ceramica. questo, esatto, sono materiali tutti scanalati. Vedi che nell'immagine Sì, si vede in dell'angolo, quella sotto, ok, effettivamente. fa sì, io torno un attimo indietro, vedete questi morsetti? Questi morsetti hanno una linguetta, un po' come quelli che si usano per la ceramica, una linguetta, una letta che va a inserirsi nella guida, ok? Scusa, eccolo qua. Quindi a questo punto io stabilizzo il materiale, lo vincolo, ok? È un materiale semplicissimo da adoperare. La cosa positiva è che non si vede nulla dall'esterno, ok? È molto bello. Certo, approfittiamo un attimo perché un professionista sempre qualche minuto fa aveva chiesto se era possibile approfondire, recupero la domanda, qualche cenno sull'aggancio fra elementi ceramici e struttura sottostante. Magari Sì, agganciamoci un attimo a questo spezzo, non so se hai delle immagini dopo con dei casi studio, se no sì, sì, ce brevemente ci l'ho. dici come No, no, sono no, questi. no. Allora, il tema
è un po' questo qui. Qui c'è della ceramica, anzi torniamo, se posso, non si fa mai nelle presentazioni, ma a questo punto tornerei indietro, vi faccio vedere un'immagine se volete. Eccolo qua, però non si nota. Vabbè, diciamo che in questo caso vedete un applicatore che sta con l'avvitatore fissando il morsetto, no? È una manina, diciamo, con 2 alette verso l'alto e 2 verso il basso, che va a riprendere la fresatura, il kerf della ceramica, ok? Che è quello che vedete qua, in questo caso qui. E anche in questo caso, vedete questa fresatura? La letta si inserisce qua dentro della manina, che viene fissata con 2 viti autofilettanti, 2 o 3, dipende dai casi. Abbiamo ovviamente dettagli di ogni genere, però, mi ripeto, in questo caso non ho voluto appesantire il tutto perché sennò diventava forse un po' troppo lunga come esposizione. Volevo farvi vedere questo caso e anche qui vedete bene il dettaglio del morsetto. Lo vedete anche qui, vedi Marco? Sì, sì, si vede effettivamente, sì. Morsetto con le 2 alette che vanno a riprendere la fresatura. Ok, e il risultato è questo qua, cioè non vedere nulla sulla parte esterna della facciata e tutta la parte dell'ancoraggio e del montante rimane a scomparsa. Addirittura in questo caso noi possiamo fornire, per chi volesse, un profilo già preverniciato, antracite nero, che si nasconda, cioè sostanzialmente sfruttiamo un po' l'ombreggiatura e non diamo il profilo canna di fucile che magari si può notare. Per molti è un qualcosa di bello far vedere la struttura retrostante, per altri invece vogliono dare più spunto alla finitura. Come vedete in questo caso, questo è un complesso residenziale a Milano molto importante, notate le fughe più scure, no? Che sono più in armonia anche con gli imbotti in alluminio, color antracite. È stato tutto studiato proprio per ottenere una pulizia di disegno su tutta la superficie. Chiaramente qui, come vedete in alto a destra, si è lavorato sulle pezzature, sulla disposizione delle bucature, proprio per studiare una lavorazione meno impattante sulle materie prime, materie esterne, di rivestimento esterno. Perché, ripeto, la voce fondamentale da gestire è quella relativa al rivestimento esterno. Come vedete, e mi ricollego alla domanda del progettista di prima, questo è lo spaccato, è il dettaglio del morsetto della manina che va a sostenere, ad ancorare l'elemento in ceramica. Il risultato è in questo caso vabbè, eccellente anche per la qualità del disegno, dell'intuizione che ha avuto il progettista architettonico. Noi banalmente ci siamo soltanto adattati ovviamente a quello che era già previsto, fornendo un materiale che era compatibile con la scelta di rivestimento e la sua posa, ecco, quello ci interessava. Ripeto, sono esempi che magari a livello fotografico è difficile rappresentare. Io ho avuto la fortuna di vederli dal vivo e posso confermarvi quello che si vede già dalle fotografie, cioè che la qualità in termini di precisione, di planarità, di pulizia della facciata è evidente. Tutto partendo da una base che è molto semplice, che è legata al nostro prodotto che, ripeto, ha dato la possibilità a degli applicatori di ottenere questo risultato. È un esempio, adesso si sono fatto fare anche delle foto un po' dall'alto, panoramiche. Questo sì era un progetto ambizioso, ma quello che era importante era appunto dare delle caratteristiche termoigrometriche importantissime, la possibilità di utilizzare un materiale che non è innovativo, perché la ceramica di sicuro è un materiale storico, no? Anche in Italia, specialmente in Italia, con una finitura, qui era un effetto legno molto particolare e devo dire che l'effetto finale è molto interessante. Ecco, tutto fa parte però questo risultato lo si ottiene quando si seguono quelle piccole regole anche in fase preliminare, quindi pensare a una facciata, pensare anche a un tetto in questo caso, con quelle 3-4 regole base
fare assistenza in cantiere, spiegare attraverso anche il progettista ai posatori quali saranno i punti salienti, i dettagli più importanti per posare bene questo pacchetto, e il lavoro si porta insomma avanti nella maniera più semplice possibile. Ecco. Non c'erano degli specialisti qui, tanto per dirne una. C'era un'impresa molto importante che ha subappaltato a degli artigiani che però fanno tanto altro oltre a cose del genere, ed era la prima volta che utilizzavano Isotech a parete. Certo, perfetto. Direi che Io, sei Marco, stato chiaro. Peraltro questo caso tu l'avevi già fatto vedere col tetto, se non sbaglio, sì, che sì, sì, aveva sì, questa continuità proprio di sì, materiale, quindi era andato a presentare questo aspetto. sì, 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 sì. Allora, magari rimaniamo sulla slide, sull'ultima, quella dove ci sono anche i tuoi contatti, se non sbaglio, comunque i contatti della parte commerciale. Nella parte commerciale. Ecco, perfetto, così li vedete direttamente lì. Io passerei a qualche domanda di un po' di quelle che sono arrivate che ancora non ti ho fatto. Allora, hai fatto vedere diversi esempi, dal privato Sì. all'edificio pubblico. Chiaramente da qualche anno a questa parte c'è un tema che è quello dei CAM, i criteri ambientali minimi, che è diventato essenziale, se non altro per gli edifici pubblici, ma per l'appunto lo sta diventando anche molto importante, lo sarà sempre di più anche per il tema dell'edilizia privata. Ne avevamo parlato nel primo appuntamento, ancora a luglio. Non ho voluto dare io una risposta alla professionista che ha chiesto, ma la domanda è: questo pannello è compatibile con i criteri ambientali minimi? Allora, tutti gli materiali isolanti prodotti da Brianza Plastica, compreso la gamma Isotech, è CAN compliant, quindi è assolutamente allineata a questo principio. Noi lo abbiamo già esteso come informazione nei primi giorni di luglio, quando il tutto è un po' legato anche all'uscita del super bonus, no? E quindi questo requisito è fondamentale per poter non avere intoppi appunto nella pratica legata all'eventuale super bonus. Sì, lo potete trovare, potete chiedere i documenti al nostro ufficio tecnico, sul sito internet è già indicato Isotech e CAN compliant, quindi assolutamente sì. Perfetto. Oh, scusate, è suonato il telefono. Altre domande, allora, abbiamo parlato 2 volte fa, giovedì scorso se non sbaglio. Adesso chiaramente volendo si può approfondire anche sui video, però magari una risposta veloce ai nostri professionisti la diamo, di compatibilità con elementi di finitura. È arrivata una domanda che sicuramente era stata bene affrontata nell'appuntamento di giovedì scorso, relativamente al fissaggio con rivetti. Su quali materiali si utilizzano, magari dici qualcosa di più, ci chiedono se sono svitabili, e magari anche qualcosa sul tema della colorazione, perché ho visto che qualcosa era in tinta Sì, 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 sono direttamente con il scelta. pannello di Il finitura. rivetto non è svitabile perché non ha un filetto, non è una vite, quindi è il classico rivetto a fiore. Quello che si vede alla fine è una borchia, una sorta di borchia. Viene utilizzato normalmente per i pannelli, le lastre in HPL, no? O le lastre in fibrocemento col colore in pasta, quelle prefinite, quelle lì grigie che abbiamo fatto vedere per esempio. Questi sono normalmente i materiali che richiedono questo tipo di ancoraggio. Non lo decidiamo noi, lo decide a monte chi produce questo materiale, che dà queste indicazioni. Noi abbiamo semplicemente raccolto le informazioni tecniche con i vari produttori e abbiamo rispettato quella che è la scelta tecnica, e poi come utilizzare, in quanti punti, in che modo utilizzare questi rivetti. Faccio un esempio: il posizionamento del rivetto può cambiare come distanza dal bordo in virtù della dimensione della lastra. Quindi ci sono delle tabelle molto semplici che noi conosciamo e che comunque sono fruibili ai più,
che indicano proprio questa metodologia. Ci sono dei punti fissi e dei punti mobili. I punti fissi sono quelli che non hanno gioco, e dei punti mobili, quelli verso l'esterno della lastra, che consentono la dilatazione, perché questi materiali si muovono a seguito dell'irraggiamento, hanno delle deformate, no? E quindi si deformano ma poi si ritirano quando l'effetto, no, del surriscaldamento viene a mancare. A quel punto non bisogna costringere i materiali, ma bisogna lasciarli muovere, mantenendoli però in memoria. Questi sono piccoli, è quello che dicevo prima, tanti piccoli escamotage che oggi è difficile rappresentare, spiegare uno dopo l'altro. Conviene dare una panoramica, ma poi sulle singole casistiche dare puntualmente ogni singola indicazione, quello sì. Ecco, allora sicuramente quello che hai detto è importante, ma sono anche tra l'altro informazioni che appunto avendo fatto 4 appuntamenti si ritrovano, però io direi visto che oggi è l'ultimo appuntamento di questo ciclo, magari approfittiamo se ci sono ancora qualche questione. Ecco, proprio in merito ai rivetti ci chiedono, ma se non sono svitabili, come si procede per la manutenzione e sostituzione di una lastra? Anche perché, l'abbiamo citato più volte, uno dei plus è proprio l'ispezionabilità di questo sistema. Avete visto prima quando rivettavano quelle... se vuoi Marco torno indietro così vediamo l'immagine, Sì, posso? sì, torna indietro, anche perché poi ho un'altra domanda che riguarda un altro caso studio che hai fatto vedere, quindi muoviti pure nella presentazione come credi. Ok, scusate, cerco di andare veloce. Eccolo qua. Vedete questa pistola? Questa viene utilizzata per il fissaggio del rivetto. Cosa succede? Nel momento in cui il rivetto a fiore è un po' come un'ancora, diciamo, dall'interno tira diciamo, la testa del rivetto contro il profilo. Non è un avvitatore, quindi nel momento in cui devo rimuovere questa borchia, questa qui, io posso solo far saltare la testa con un trapano, con un avvitatore, per poi ripristinare il nuovo rivetto, ma è un'operazione banale, proprio banale. La colorazione dei rivetti viene fatta e proposta in virtù della colorazione della finitura. Poi c'è qualcuno che vuole, magari volutamente stabilisce di utilizzare dei rivetti con un colore che faccia da contrasto rispetto alla colorazione della facciata. Ecco. Allora, ok, nel frattempo stanno arrivando anche altre domande. Allora, mi porto, visto che ti stai muovendo sui casi studio, sul tema della scuola di Taranto, il caso studio della scuola di Taranto, volevano qualche dettaglio in più sull'aggancio a terra. Allora, l'aggancio a terra qui, vedete come... Allora, vi faccio vedere questa foto. Vedete il cornicione di fascia bassa? Il cornicione di fascia bassa è stato lasciato, non è stato fatto con una facciata ventilata, ok? Si è fatto poi un cordolo, stabilito un cordolo, e da qui si è partiti con la facciata ventilata. Sostanzialmente hanno lasciato un paio di centimetri, 2-3 centimetri sulla parte iniziale, che sostanzialmente fa sì che la facciata ventilata parta da questo punto, ok? Però se questi progettisti volessero approfondire la cosa, io posso puntualmente, diciamo, rispondere alle loro eventuali email con il dettaglio grafico e magari qualche input in più rispetto a quello che si vede da queste immagini, ma il concetto è quello lì. Perfetto, ottimo. Allora vado un po' random, ma altra domanda che mi sembra interessante. In corrispondenza dei balconi, al fine di non restringere la superficie utile del medesimo, quindi del balcone, la camera d'aria, quindi sostanzialmente il discorso della camera di ventilazione, può restringersi o si usa un'isoteclinea, quindi si cambia tipologia Allora, di isolamento? io consiglio questa cosa. Se mi è capitato di riqualificare anche degli stabili a Milano, ad esempio, mi ricordo, ma anche in Piemonte, in Friuli e in Veneto, in particolar modo sui Grossi Tagli, questa è la zona più dove sono stato maggiormente interessato io. E diciamo che se si parla di uno sfondato, cioè di un balcone che comunque rimane inglobato all'interno del volume dell'edificio,
non è fondamentale la camera di ventilazione, perché normalmente non è nemmeno una superficie esposta all'irraggiamento, no? Di conseguenza viene a meno il moto convettivo, che è più debole, e anche dal punto di vista appunto dello schermo avanzato non c'è questa necessità estrema di utilizzare una facciata ventilata. E a quel punto va bene anche un Isotec linea, come giustamente diceva il professionista che ha fatto questa osservazione. Nel caso invece in cui ci sia, diciamo, un balcone, un terrazzo, con poi una facciata che sia però irraggiata e sfili, vada oltre, e magari non si trova subito la soletta del vicino di casa a piano superiore, in quel caso consiglio di mantenere la camera di ventilazione. Quello sì. Certo. Se parliamo di Certo, prestazioni, è direi. chiaro che poi magari il lato nord, uno può anche dirmi per quel lato lì posso non prevederlo, ma generalmente si cerca di mantenere anche in quei lati con quell'orientamento una camera di ventilazione, anche per le condense, cose del genere. Perfetto. Sempre sul discorso della partenza, quindi dell'attacco a terra fondamentalmente, un professionista ci chiede se la parte di rifinitura esterna non parte da terra ma da una quota rispetto alla quota zero di almeno 4-5 cm, come vanno gestite le acque piovane? In che senso? Nel senso... Ma io allora credo che intendesse come va gestita l'impermeabilizzazione di quella Ah, parte. ok. Ok, allora, Almeno io diciamo, penso di averla interpretata così la sì, domanda. chiarissimo. Allora, dipende sempre il dettaglio cambia, ad esempio, se stiamo parlando di una soletta che può essere un terrazzo, un balcone oppure un marciapiede, sono cose totalmente diverse. È chiaro che gli accorgimenti sono diversi, c'è sempre uno stato di impermeabilizzazione che è previsto appunto sulla parte verticale per almeno 30-40 cm, di conseguenza viene poi posizionato l'Isotec. L'Isotec è un prodotto che non ha paura dell'acqua, quindi una volta che viene nastrato è assolutamente a tenuta, e a quel punto non c'è nessuna problematica di nessun genere. Poi generalmente sui terrazzi o anche sui marciapiedi si cerca di dare la pendenza che porti l'acqua all'esterno, no? E quindi non avrò mai appunto il problema di un'acqua che si deposita e persiste su una superficie che comunque, ripeto, viene gestita con una guaina bituminosa e quindi non c'è nessun problema. Anche lì abbiamo i Certo. dati, i disegni, le foto, per tutte queste dettagli. Mi rendo conto che sono tantissimi, questa è un'infarinatura, ma ovviamente sono più che corrette le osservazioni e cose già gestite, che stiamo gestendo e che gestiremo in futuro, quindi non c'è nessun problema. Perfetto. Vado ancora, ho ancora qualche domanda, Simone. Se per te va bene, procedo Va bene. ancora, visto che appunto, come dicevo, va a chiudere un ciclo dedicato alla facciata e le facciamo oggi le domande che stanno, insomma, che sono arrivate, che stanno arrivando. Allora, partiamo subito da questa perché mette forse in chiaro determinati aspetti. Io chiaramente vi conosco già da qualche anno, quindi determinate cose le so, ma i nostri professionisti no. Brianza Plastica vende il pacchetto completo che comprende anche il rivestimento? No, Brianza Plastica produce e vende solo quello che produce. Quindi Brianza Plastica in questo caso produce Isotec, vende Isotec e si ferma lì. Cosa fa Brianza Plastica però? Consapevole del fatto che questo è un settore nuovo, relativamente nuovo, da spingere, ha creato una serie di collaborazioni tecniche, con una base forte tecnica, con produttori di rivestimenti, di metallerie, di accessori, tutto quello che volete. Può eventualmente spendere parola ovviamente per la parte tecnica senza nessun problema, e nel caso può dare dei nominativi, segnalare un produttore piuttosto che un altro. Se uno dice cavoli, mi è piaciuto moltissimo quel cantiere fatto a Viterbo, chi ha dato il materiale? Io non ho nessun problema diciamo
a fornire i riferimenti e devo dire che abbiamo la fortuna di aver sempre lavorato con realtà serie, ecco, importanti, che hanno a loro volta dato manforte una mano, no? Proprio in termini di assistenza in cantiere, ma anche in fase progettuale. Stessa cosa vale per gli applicatori, vale per i tetti, dove storicamente siamo presenti dall'83, come per le facciate. È chiaro che noi siamo a contatto ogni giorno con gli applicatori, quindi per chi non avesse contatti o non fosse in grado di individuare qualcuno capace di lavorare su una facciata, noi possiamo eventualmente spendere dei nominativi, zona su zona, tipologia per tipologia, perché come dicevo prima, sappiamo chi è più bravo a lavorare, che ne so, l'alluminio piuttosto che il legno, piuttosto che la ceramica, piuttosto che l'HPL. Quindi se il progettista ha una necessità, noi tranquillamente mettiamo a disposizione le nostre, tra virgolette, conoscenze, ma senza volere nulla, è proprio un di più, no? Certo. Allora, una domanda che non mi era ancora capitata sul sistema. Essendo il vostro un sistema a secco, si è mai verificato un rilassamento della struttura nel tempo? No. No, Perfetto, direi perché che basta. l'ancoraggio meccanico non prevede nessun rilassamento, viene studiato proprio per mantenere le sue caratteristiche nel corso degli anni, senza assestamenti, ritiri o cose del genere, assolutamente, ci mancherebbe altro. Nei casi come questo che vedete è stato ovviamente era prevista, è stata portata avanti una progettazione esecutiva con tanto di piano anche della manutenzione, con tanto di analisi statica, diciamo, del pacchetto. Di conseguenza, ripeto, è un'opera ingegneristica, quindi non prevede situazioni del genere. Certo, certo. Allora, io direi le ultime domande, foro finestra, davanzali e balconi, sono 4 domande, 3 domande che sono arrivate, chiudiamo con queste. Allora, peraltro alcuni richiedono anche una risposta abbastanza secca. Nel caso il davanzale, quindi qui si riferisce credo a una riqualifica, nel caso il davanzale non sporga a sufficienza, è ovviamente da sostituire, quindi nel caso in cui ho già un davanzale vado a mettere sopra il vostro sistema, mi ritrovo ovviamente con una superficie che sporge rispetto al davanzale e quindi potrebbe non esserci più quel rompigoccia di qualche centimetro. Sì. Deve essere sostituito. Quindi, nel caso è evidente, cioè non posso pensare di mantenere, mettiamola così, per dare un esempio pratico, il minimo, l'entry level, diciamo, in termini di spessore per quanto riguarda la gamma Isotec è 6 cm di poliuretano. Abbiamo 6 cm di poliuretano, 4 con la camera di ventilazione, diciamo 1 cm, 2 cm la finitura. Quindi abbiamo 12 cm di layer in più, no? Non posso pensare di mantenere la precedente soglia. Va rimossa, ripristinata, o non va rimossa, si può fare, ad esempio, come spesso molti fanno, un in botte in alluminio preverniciato o in altri metalli che vada a coprire, no? Anche il davanzale senza doverlo rimuovere. Dipende proprio poi c'è il discorso legato anche a rifaccio i serramenti, non li rifaccio, è tutta una cosa concatenata. Se rifaccio i serramenti e faccio dei lavori corposi, io preferisco rimuoverlo e cerco di mettere del materiale per avere un taglio termico, hai capito? Altrimenti mi rimane sempre un... Sì, ecco, sarebbe stata la seconda domanda, un davanzale a taglio termico, quindi termicamente isolato. Sì, sostanzialmente cosa fanno in tanti? Fresano in loco, schiumano e quindi tagliano questo ponte termico. Staccano. Proprio chi non vuole fare grandi cose. Poi siamo sempre lì, si analizza caso per caso se vale la pena o meno fare quel tipo di lavorazione. Se fai 2 o 4 conti, in base a quello che è l'obiettivo architettonico finale, magari non, ora che fresi fai tutto quel can lì, ti conviene tirarlo via
e magari isolare velocemente, mettere in botte in alluminio, non certo, so. Sono tantissime ma quelle le valutiamo certo, veramente caso su caso perché caso per caso. è semplice, sappiamo già le incidenze economiche, sappiamo i tempi, però sì, tendenzialmente è così. Ecco, come ti ho detto. Allora, ultime due domande. Balcone, tema del balcone. Il ponte termico generato dal balcone, come viene affrontato? La domanda è abbastanza secca, quindi non capisco se si riferisce a un balcone aggettante o alla situazione di prima in cui avevamo visto, quindi il No, io discorso credo della sia parete di alla triamento. presenza della soletta che non può scomparire e chiaramente Certo, è un ponte termico. Non ci sono, chiaramente è un problema più legato alle riqualifiche. Io mi immagino un balcone con una soletta a sbalzo, ovviamente. Se non riesco a passare con l'isolante, rimane quella fascia di calcestruzzo, no? Armato che rappresenta un ponte termico. Mai più isolo completamente la soletta dall'intradosso dello stradosso dell'esistente, cioè non sto a intervenire in quel caso lì è un ponte termico. Cioè quando faccio una riqualifica certo. di quel genere rimane quel ponte termico, quello sì, sì, sì. Devo dire che non è Allora, così impattante se uno fa un'analisi, però è comunque un ponte termico, sì. ok, chiuderei con questa domanda che è parzialmente collegata a questo aspetto. Sempre di balcone parliamo. La domanda fa riferimento a un caso specifico, ma io la faccio perché secondo me apre a un discorso diverso e a una casistica diversa. Nel caso di parete ventilata tra due balconi aggettanti con uno spazio di 3 metri in verticale, riesce lo stesso a formarsi un effetto camino efficiente? L'abbiamo detto Io prima, la estendo un attimino chiedendoti. eh, l'abbiamo Esatto, detto se prima, la effettivamente. risposta è ni, nel senso che dovrei capire quanto viene irraggiato questa parte di facciata, perché magari ho un balcone profondo 1,20 m, sicuramente lato sud viene comunque interessato dall'irraggiamento, tutta la vita metto un pacchetto ventilato con uno schermo avanzato. Ho un terrazzo profondo 2,5 m, ti dico che secondo me non ne vale la pena perché non riesce a prendere abbastanza luce. Se poi ho delle tende o cose del genere, non è fondamentale. E poi è chiaro che il Certo, moto convettivo è soggetto a delle variabili. Una di queste è l'altezza del fronte. Chiaro che in 3 metri, 2,80 m, sì, ci sarà sempre, perché anche se è debole c'è. Lì si lavora di più sullo schermo avanzato, e cioè nell'ipotesi in cui si surriscalda la superficie esterna c'è un distacco rispetto all'isolante, quindi l'impatto che ho sull'involucro è molto più debole dal punto di vista del surriscaldamento della superficie e quindi di quello che mi entra in casa in termini di calore. perfetto. Allora, io direi di chiudere qua la diretta, nel senso che stanno ancora arrivando qualche domanda, ma magari lasciamo, ovviamente le giriamo poi al relatore, a Simone, a Brianza Plastica, di modo che possano darvi risposta nelle prossime settimane. T'anticipo che c'erano già le domande relative ai costi, ma abbiamo già spiegato più volte che No, ma va bene, serve del adesso materiale su cui ragionare. sì, 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 noi Ecco, siamo, lo dico Marco, lo sai, lo dico più che altro per chi magari non conosce bene il nostro modo di operare. A noi serve vedere di che tipo di intervento si sta discutendo. Da lì possiamo dare non solo una quotazione del pannello, ma anche una quotazione indicativa ma molto realistica dell'intervento facciata, comprensivo della manodopera, del tipo di materiale di finitura esterno, vi dicendo. Però dobbiamo avere un'idea delle foto, dei disegni, capire qual è la difficoltà di intervento, che taglio è, cioè in base a quello, con la storicità che abbiamo catalogato le incidenze, sappiamo dare delle informazioni anche di questo genere. Ma non diamo i prezzi così al telefono senza sapere nemmeno se è una villetta o un multipiano di 12 piani, se c'è dell'HPL o del GRES, cioè, bisogna avere delle informazioni. A quel punto siamo molto veloci. perfetto. Allora, grazie Simone, mi Grazie a aggiungo voi. ai complimenti che stanno arrivando da parte dei nostri professionisti che si complimentano con il relatore, quindi
per tutte le informazioni che hai dato. Chiaramente le stendiamo, come ho già fatto martedì, anche a Lisa Favilli, con cui appunto abbiamo completato le altre parti che non ha trattato Simone. Tutto materiale che vi ricordo sul canale Edicom News, potete andarvi tranquillamente a rivedere. Adesso fate la vostra pausa pranzo, al ritorno, come dicevo, sulla casella di posta troverete ad aspettarvi le slide di quest'oggi, quindi avete anche quel materiale. Io nel ringraziarvi vi faccio un memo diciamo quasi personale, perché lunedì iniziamo un bel ciclo nuovo che modererò io, è un talk, li abbiamo chiamati Design Talk. Sono degli appuntamenti in cui faremo delle chiacchierate con dei professionisti, dei progettisti come voi, in cui andiamo un pochino a cercare di capire, delineare come sarà l'abitare di domani. È indubbio che questo periodo ha cambiato un po' la nostra socialità, il nostro modo di rapportarci, il nostro stile di vita, il nostro modo di rapportarci nei confronti della nostra casa, e mi riferisco nello specifico anche al tema dell'indoor, quindi al di là del tema della salubrità, del comfort, ma anche proprio in termini di interior design, di nuovi bisogni. Quindi il mio invito è a lunedì, perché noi ci rivedremo lunedì alle 5 con questo appuntamento, quindi se ci volete seguire, con me ci sarà l'architetto Massimiliano Mandarini e faremo una chiacchierata insieme su questi temi. Seguiranno poi altri appuntamenti, perché vogliamo proprio fare una web serie su questo ciclo. Quindi il mio invito appunto è a rivederci lunedì. Grazie ancora a Simone Pruneri, grazie a Brianza Plastica per questo ciclo con cui appunto abbiamo approfondito diversi aspetti. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, come sempre vi auguro buon pranzo, perché l'ora in cui finiamo è quella, e con chi vuole ci vediamo lunedì. Grazie a tutti. Arrivederci.